Siamo di nuovo, l'agevolazione. siamo in onda di nuovo. Scusa. Stiamo parlando intanto di agevolazioni fiscali e quant'altro che sono state anche queste tolte, purtroppo un'altra beffa nella beffa. Sì, ma vorrei parlare dell'agevolazione dei contributi. Sì. Ti danno l'agevolazione, ma poi sopra ti cacciano l'IRAP e quindi l'agevolazione con una mano te la danno e con due te la tolgono. Ma è normale, no? Ma, cioè, voglio dire, ma non siamo mica ciechi. Ma infatti fa parte delle prese in giro. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, in onda. Sì, buonasera. Da dove chiama? Da Verona. Sì, prego. Allora, intanto vorrei fare i complimenti al signore di Progetto Nazionale, mi sembra. Primavera Progetto, sì, eccolo qui, Bruno Cesaro. Parente. Madonna. La sorella? Progetto Nazionale, sì, esatto, corretto. Non lo so. Ecco, complimenti, spero solo che abbia la forza di continuare sempre così. Ma ci mancherebbe anche altro, signor. Mi è rimasta solo quella però, purtroppo. Però se c'è da unirsi, volentieri. Bene. Poi vorrei fare alcune considerazioni. Abbiamo capito tutti ormai che questo governo delle larghe intese non vuole fare le riforme. Anche il più ignorante l'ha capito nella maniera più assoluta e faccio alcune considerazioni mie personali. Primo, vuole togliere le province, giusto? Dove li mette il personale? Lo riassorbe. Dovrà trovare un po', è obbligato a trovare un posto di lavoro. Certo. Però non dice diminuiamo un po' o lo stipendio o tutti i vizietti extra. E un'altra considerazione, io ho una casa da vendere, il mattone è crollato, però devo vendere la casa a prezzo di mercato. Chi la compra oggi? Nessuno. Roma? Nessuno. Assolutamente, Roma? perché la tassazione è altissima. E siamo in 4 con una casa grande. Avremo proprio il bisogno di venderla, ma non possiamo perché non hanno abbassato le tasse. Hanno aumentato l'IVA. Quel gioco di Berlusconi, tutta quella roba lì, pensando che fossimo ignoranti da non capire. Ma l'abbiamo capito. Devono solo pregare Dio, dico, che proprio non ci arrabbiamo come dobbiamo arrabbiarci. E faccio ancora gli auguri al signore di Progetto Nazionale. Grazie signora del suo intervento. Tutti quanti. Grazie, grazie molte. Fabrizio, cosa do a lei la parola? Ho perso la parola. Comunque il discorso è che adesso questo qua io la vedo un attacco uno contro l'altro. In realtà bisogna rifare squadra, fare rivedere, sistema, assolutamente. rifare Insieme sistema, si può fare bisogna capire, qualcosa. anche se lo sappiamo già benissimo perché vanno via gli imprenditori, invece di lodare la Carinzia o la Bosnia o la Cina o la Repubblica Ceca, cerchiamo di farli rientrare in Italia, che è la cosa più importante, perché se non rientra il lavoro qua noi possiamo parlare sempre. Vita natural durante e non si farà mai niente. Quindi è una guerra tra poveri, anzi la vedo in un periodo molto ma molto brutto, perché i periodici storici, come la Germania l'ha vissuta nella seconda guerra mondiale, la Germania era alla fame, è nato un partito che sappiamo cosa ha fatto. Questo è quello che io ho più paura di questo paese. Siamo allo sbando, siamo sotto al diktat, siamo sotto al diktat della Comunità Europea, dobbiamo dare un colpo di reni e fare i cavoli nostri, almeno per il progetto lavoro. E noi lavoratori cosa possiamo fare? Siamo semplici cittadini, l'unica arma che ha un cittadino è il voto. Ho visto che qualcuno ha detto cosa andiamo a votare gli stessi. No, non sono tutti qua uguali. Quelli che comandano sono tutti uguali, ma quelli che non sono arrivati ai vertici sono diversi. Ascoltate non sempre i soldi, ma ascoltate anche gli altri. Poi decidete voi chi votare, perché il 30% o 40% o come volete chiamarlo di chi non vota è gravissima sta cosa qua, perché tu dai il consenso alle stesse persone che ci governano da 50 anni a fare le stesse cose. Ma con questa legge elettorale non cambia nulla. È ovvio, dobbiamo cambiare la legge elettorale. Ma non la vogliono mica cambiare, cioè, non la vogliono cambiare, non la vogliono perché ci sono prostituiti per 3 anni per riavere il seggio elettorale. Ma scusami,
Poi dicono che devono ridurre i finanziamenti ai partiti, ridurre gli stipendi dei parlamentari. Niente, ma è come chiedere a un cappone di fare 3 volte Natale. Ma qual è il cappone che è d'accordo? O all'agnello di fare 7 Pasqua in un anno? Ma tutti gli agnelli diranno no, per carità mia, ma è normale. Ma tu vuoi, è il discorso all'inizio, vuoi fare diventare medicina la malattia? È impossibile, è impossibile, è impossibile. Voi vogliamo far cambiare le cose a gente che non vuole che si cambi nulla. E d'accordo con questa gente qui c'è tutto l'establishment italiano e non solo italiano, perché sono tutti a libro paga degli stessi. Siamo diventati repubblica presidenziale. Quando il Corriere della Sera ieri titola c'è la ripresa economica, c'è la ripresa economica, poi uno va a leggere sotto forse nel 2014. Ti sei accorto che siamo passati dalla Costituzione a repubblica presidenziale? Non ce ne siamo neanche accorti. Ma la Repubblica Presidenziale che oggi chi governa avrei è auspicato Re io. Giorgio, fa il bello, sono 3 anni che fa il bello e il cattivo tempo. È l'emblema dell'Italia Giorgio Napolitano. Cioè, noi abbiamo dovuto prima volta nella storia repubblicana rivotare lo stesso Presidente della Repubblica rieletto a 88 anni. Ma perché? Io rispetto il Presidente della Repubblica anche perché c'è il classe dirimpegno. politica. Rispetto il Presidente della Repubblica, ma è lo specchio dell'Italia, è lo specchio dell'Italia. Non siamo capaci di rinnovarci, capisci? Non siamo capaci di rinnovarci. Io non ho... Napolitano è stato eletto, perfetto, sta lì, non mi interessa, un altro sarebbe stato uguale probabilmente, però ci sarebbe stata l'esigenza anche estetica, vorrei dire estetica, ma che è fondamentale, di cambiare, di mettere qualcuno di più giovane, qualcuno che per far vedere che cambia qualcosa, invece non cambia nulla. Loro vogliono che cambi tutto, perché alla fine non cambi nulla, allora, e questa è la realtà. Assolutamente. Un attimo che c'è Francesco che deve dire una cosa. Albert Einstein alla sua epoca disse: non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Esatto. Bravo. C'è anche un altro che è nato non so quando, era italiano e diceva: governare gli italiani non è difficile, è inutile. Francesco. Non era Albert Einstein, però era uno che aveva una bella testa. Sì, volevo solo fare un appunto. Giustamente si parla di far rientrare il lavoro in Italia, chiaramente per far ripartire il paese. Ma come? Ma come, d'accordo. Io e il mio collega qui a fianco a me, Massimo, infatti vogliamo portare proprio la nostra testimonianza, proprio perché quello che a noi fa rabbia il fatto è che noi il lavoro ce l'avevamo. Ce l'avevamo nel senso che l'azienda andava bene, avevamo commesse. No, va bene, bisogna dirlo. Va bene, perché comunque non ha chiuso, certo. Esatto. Che adesso che è finita lì, e quindi quello che voglio dire perché io il prodotto che esce da altre mani non è così soddisfacente come è fatto in Italia. Il Made in Italy ha ancora una sua appeal e una sua tradizione. Certamente sì, infatti non a caso, appunto, come precedentemente diceva la nostra sindaca, i clienti ora stanno lamentando il fatto che ricevono prodotti dalla Cina, dalla perché Repubblica se si Ceca. vengono a comprare tutte queste aziende è perché il Made in Italy ancora ha un suo fascino. Comunque volevo semplicemente dire, appunto, certo, dobbiamo far ripartire il paese e dobbiamo riprenderci il lavoro, però dobbiamo anche mantenere quel lavoro che comunque c'è. Certo. Consolidarlo, perché quelle aziende che comunque lavoravano, non possiamo permetterci di perdere anche però quelli. sei d'accordo che ci vuole l'aiuto politico in questo? Sono pienamente d'accordo. Da soli non ce la facciamo noi imprenditori a farcela. Sai quanto paga di tasse un imprenditore? Io faccio l'imprenditore. Sai quanto alla fine, se io dovessi vivere con i soldi, col lavoro della mia azienda, io pago il 68% di tasse. Tu pensi che un imprenditore normale di cranio, non come me che sono fuori di cranio, ma uno con i neuroni a posto resta in Italia? Paga il 70% di tasse. Guarda che all'estero il rapporto è esattamente l'inverso. È improponibile. Cioè io lavoro fino a tutto settembre e pagare lo Stato. Ma ti rendi conto, Francesco? Cioè quelli che restano qua, ma tu hai ragione, dobbiamo consolidare, dobbiamo farli rimanere qua, ma non è dettato solamente dalla volontà dell'imprenditore. Io lavoro in Italia, solo in Italia per mia scelta, ma deve essere la politica che impone. La politica non può permettere che sti qua vengano a fare shopping, hai detto prima. Vengono a fare shopping, acquisiscono i nostri marchi, perché fanno così, voi vi ricordate la Magrini Galileo Battaglia Terme? Sono arrivati i tedeschi che hanno preso il marchio, era il più grosso concorrente che avevano al mondo, si sono presi il marchio, l'hanno portato in Germania e hanno chiuso l'azienda, è quello che stanno facendo dappertutto. Ma se tu nei nostri politici trovi silenzio, che secondo me spesso è anche complicità, e allora non ne veniamo più fuori. Non basta una sindaca
con tutte le più buone intenzioni di questo mondo, che a Quarto d'Altino, che sarà anche il centro del mondo come ha detto all'inizio, però francamente non è che tutti i camion passano di là sul serio, ecco, non è sufficiente la sua posizione sindaca. Dovrebbe essere il suo ministro, che è del suo partito, dello sviluppo. Quando lo dico mi viene da ridere, perdonatemi, dello sviluppo economico, ecco, dovrebbe essere lui a dire: voi siete venuti qui, vi ho dato anche le agevolazioni, adesso prendete tutto e andate via. No, non portate via nulla, non portate via nulla, vi tengo qui, mi ridate indietro i soldi, non 820.000 euro. Quanti soldi ha speso il comune di Quarto d'Altino per la Ditec? Certo. Quanti soldi gli avremmo dato di incentivi? Quanti soldi gli avremmo dato in periodi magari in cui non andava bene di finanziamenti, di cassa integrazioni, quelle robe lì? No, questo adesso, è brutto. Parlo della Ditec per dire. E adesso vanno via e si portano via tutto, ma lo fa anche la Fiat. La Fiat, chi è che gli ha pagato Termini Imerese? Chi è che ha pagato Melfi alla Fiat? L'abbiamo pagato noi, la Fiat l'abbiamo comprata noi italiani 5 volte. Eppure sti qua fanno i fighi con i soldi nostri, perché l'imprenditoria italiana è tipicamente questa, quella grossa, come diceva il signore, come dicevi tu. Gli imprenditori, la imprenditoria d'accatto che abbiamo in Italia è quella che privatizza gli utili e socializza le perdite. Certo. Sempre stato così, no? Cioè noi vendiamo le macchine, i soldi se li tengono, per dire, nella fattispecie gli Agnelli e Marchionne, quando non si vendono più le macchine, e pago io, paghi tu, paga lei sindaco, paga Fabrizio, paga Francesco, paga Massimo. Anche lei, Elena, forse. No, io sono d'accordo che ci vuole, è il tempo di agire con energia. Su questo ma lei fa il suo, ha ragione, va bene così. Però devo dire che non mi sento sola in questa battaglia. Intanto perché ci sono i lavoratori, gli altri istituti. È encomiabile che siano venuti qui, quindi sindaci, un plauso alla loro presenza. Devo anche dire che sulle proposte di legge, come già ricordava il lavoratore Massimo Carrera, ci sono politici, non sono tutti uguali. La sindaca di Roncade, che è onorevole, una proposta di legge sul tema delle delocalizzazioni, proprio su questo, l'ha fatta. Per cui su questo bisogna andare avanti, sono d'accordo, ovviamente non basta questo, bisogna agire, ma soprattutto per rendere davvero possibile e competitivo fare gli imprenditori oggi in Italia. Io penso che gli imprenditori oggi siano degli eroi e non dobbiamo ricordarcelo solo oggi perché si stanno ammazzando, perché non ce la fanno più. Perché devo dire che in questo, anche nel nord-est, c'è stato questo atteggiamento di molti nel vedere nell'imprenditore sempre e comunque il furfante. Invece gli imprenditori sono quelli che hanno permesso il benessere, perché con la capacità di fare impresa e l'hanno condiviso anche qui, specialmente qui da noi, e l'hanno condiviso. Quindi bisogna riuscire a fare questa alleanza, questa rete, questa sinergia tra amministrazioni, imprenditori, lavoratori. Lei se la sentirebbe con... Noi abbiamo fatto una proposta, no, le faccio una domanda così non la interrompo, fare una domanda non si interrompe mai. Lei se la sentirebbe di fare in una provincia o anche in un agglomerato di comuni come Quarto d'Altino, che ne so, Marcon, Gaggio, qualcun altro, fare una banca? Fondare una banca che desse soldi alle famiglie e agli imprenditori della zona. Una banca che si alimentasse con i soldi dell'IMU, della seconda casa, delle varie tasse, e questa banca che desse i soldi agli imprenditori e non ad altri, ma del paese, del posto, del territorio, alle famiglie del territorio. Questa è una nostra proposta, no? Noi, sai cosa ci hanno detto? Siete i soliti fascisti. No, io devo dire che con le banche del territorio stiamo ragionando proprio per le banche sono sempre banche, è il peccato originale. Allora io dico una banca pubblica, sa perché le cose andavano bene in Italia fino a pochi anni fa? Perché le banche erano la maggioranza pubbliche. Chi frequenta la Germania, i paesi teutonici, sa perché vanno bene le cose in Germania? Perché le banche, le Sparkasse, che qualcuno conoscerà, sono banche pubbliche dei vari Länder, sono banche pubbliche che non hanno fini di lucro, che danno i soldi a chi ha bisogno, la famiglia va lì, danno i soldi per fare il mutuo all'1,5, se non hanno i soldi un mese non glieli ci chiedono. Una banca ha bisogno di fare sentiamo la risposta. Una domanda, era una domanda, sentiamo la risposta. Per esempio su questo, secondo me, banche come quelle del credito cooperativo stanno ritornando a scoprire la loro missione e anche nel nostro territorio sta cambiando. Lei non se la sentirebbe di fare la bancaria? Io pronta, la banchiera, non la bancaria. Ma le dirò di più, per esempio su vicende
come la DITEC, anche pensare a un azionariato diffuso per... Socializzazione, articolo 46 della Costituzione, era una legge su cui stiamo ragionando. Era una legge fascista. Illuminata, perché sono concetti che portano avanti dal 2005 e non vogliono essere... Era una legge con i della sindacati, Repubblica. pure i sindacati in consiglio di amministrazione. Ma a lei non piacerebbe, sindaco, una bella banchetta vostra, ma che non ha fini di lucro, che prende i soldi delle tasse e li dà alla DITEC perché ricominci a produrre una DITEC socializzata, la cui proprietà venga data ai lavoratori, come dovrebbe essere per tutte le aziende. Le aziende dovrebbero essere date ai lavoratori, in parte all'imprenditore che ha tirato fuori i soldi, che deve avere un giusto tornaconto per il capitale. A lei piacerebbe, ha detto si è illuminata. È una dei nostri, le faccio la tessera. Stiamo lavorando. Pubblicità, dobbiamo andare in pubblicità. Ho una cosa molto interessante da raccontare. Benissimo, una cosa molto interessante, quindi per forza ci dovete seguire, pochissimi secondi. Pubblicità. Magari. Nel 2006 ho portato in...